Oggi assieme al nostro mio pignolo avremo il cotechino fritto con verzette ripassate, la spuma di crème e mele. Vediamo come si prepara. Il Pignolo non è solo un grande vitigno a bacca rossa autoctono del Friuli, ma è un vero e proprio tesoro nascosto dell'enologia italiana. I vini ottenuti dalle uve Pignolo sono di grande struttura e hanno un fascino davvero unico grazie all'evoluzione dei sentori terziari veramente molto spizzati e strutturati attraverso anche tipiche note di liquirizia, cannella eterea e classiche note di terra. Il Pignolo ha una struttura e una tannicità davvero unica dal fascino straordinario. Storicamente le uve Pignolo vengono coltivate nelle zone dei colli orientali del Friuli, dove, ai terreni ricchi di marne, si evincono grandi mineralità e grandi strutture. A fine degli anni 70 l'avvento di varietà internazionali nel panorama ampelografico friulano aveva lasciato meno spazio all'interpretazione del Pignolo, che necessita di affinamenti più lunghi all'interno di contenitori in legno. All'inizio degli anni 80 il cavalier Giuseppe, il papà di Annalisa, aveva fortemente creduto in questa varietà autoctona rossa del Friuli, potenziando di un ettaro l'impianto esistente in azienda, diventando così uno dei patrimoni ampelografici più interessanti dell'intero panorama del Pignolo in Friuli. Il naso è ricco, frutti di bosco, ciliegia sotto spirito, molti rimandi ad erbe aromatiche e le classiche note di liquirizia ed eterea. La personalità è travolgente, pur non avendo una prepotenza aromatica. La finezza è scolpita, quasi sussurrata. La vera sorpresa sono i sentori speziati ed eterei che danno vita intrecciandosi a un bouquet veramente unico per un vino così complesso.